desideriamo questo tuo figlio, con entusiasmo sincero di San Bartolomeo Apostolo, per sua intercessione, fa che la tua Chiesa si riveli al mondo, Maria di salvezza, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che in vivere e contiene l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli. Amen, Signore, sia con voi. E con il tuo Spirito. Amen. Rendiamo grazie a Dio.
canto numero 161. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel mio Signore ho sperato, e su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compie la tua volontà. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Signore sia con tutti voi. Annunciate di giorno in giorno la salvezza del Signore in mezzo alle genti, narrate la sua gloria. Miei fratelli, oggi siamo invitati a celebrare la festa di un apostolo, San Bartolomeo, questo apostolo che è conosciuto dai sinottici come Bartolomeo, invece nel Vangelo di Giovanni ha un altro nome, si chiama Natanaele. L'amico Filippo lo porta a Gesù e, vinti i pregiudizi, Bartolomeo si unì al Cielo, offrendo una testimonianza di fede senza uguali. Come altri apostoli, dopo l'ascensione del Signore, anche egli obbedì al comando di diffondere la buona notizia di Dio ovunque. Varie tradizioni riferiscono che Bartolomeo si recò missionario in India e in Armenia e probabilmente morì verso la metà del I secolo in Siria. Lo ricordiamo oggi e lo preghiamo, questo grande apostolo, perché aiuti la nostra Chiesa a essere fedele a quanto ha ricevuto dal Signore. Per celebrare degnamente questa Eucaristia non ci manchi il perdono del Padre. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Rafforza in noi, o Padre, la fede che spinse il Santo Apostolo Bartolomeo ad aderire con animo sincero a Cristo tuo Figlio, e per sua intercessione fa che la tua Chiesa sia per tutti i popoli sacramento di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Uno dei 7 angeli mi parlò: ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e ad occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i dei 12 apostoli dell'agnello. Rendiamo grazie a Dio. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Signore, dicono la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno, per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. La gloria del tuo regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mai mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi, vedrai cose più grandi di queste. Poi disse: verità, in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. E parola
miei fratelli, sorelle, oggi celebriamo San Bartolomeo, apostolo. I sinottici lo chiamano Bartolomeo, Giovanni invece lo identifica con un altro nome, di Natanaele, originario di Cana di Galilea. Il brano che abbiamo letto di Giovanni, che ci viene proposto oggi per ricordare questo grande apostolo, ci racconta la vocazione di Natanaele, Bartolomeo, non perdiamoci. Il suo primo incontro con Gesù in Galilea è l'inizio di una nuova vita come discepolo del Signore. Gesù aveva già chiamato i suoi primi discepoli, Pietro e Andrea, fratelli Giovanni, figli di Zebedeo, Filippo. Tutti questi primi 5 erano di Betsaida, e Betsaida era una località non molto distante da Cafarno, che invece era il centro più influente di tutto il lago di Tiberiade. Filippo aveva un amico a Cana di Galilea, lo andò a trovare e gli disse: guarda, abbiamo una grande notizia, abbiamo trovato colui del quale ha scritto Mosè nella legge, i profeti, il Messia Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele rimane un po' sorpreso e si domanda: ma che cosa di buono può nascere, può venire da Nazaret? Qui avvertiamo in Natanaele che c'era qualcosa nei confronti di Nazaret. Natanaele conosceva però benissimo che, come insegnavano gli scribi di Gerusalemme, il Messia sarebbe venuto da Betlemme, la terra di Davide. Il profeta Michea era chiaro in questo, quindi Nazaret non c'entrava niente in queste cose. E come mai allora da Nazaret c'è qualcuno che viene? Filippo, non riuscendo a convincere l'amico, lo invita ad andare a vedere con lui. Vieni con me e tu vedrai. E quando dovremmo fare anche noi, credo, se ci capita l'occasione, qualcuno ci domanda di incontrare il Signore, dobbiamo sfruttare l'incontro diretto con Lui. Filippo e Natanaele insieme vanno da Gesù. Al vederli arrivare, Gesù, con tono amichevole, dice a Natanaele: vero israelita, nel quale non, cioè un uomo dritto, un uomo pulito, che cerca la verità con il vero interesse. E Natanaele a Gesù: come mi conosci? E Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. La pianta del fico, sappiamo, è la pianta simbolo di Israele, e stare all'ombra del fico voleva significare, nel linguaggio corrente, voleva significare chi studiava la scrittura e chi si dedicava alla preghiera, come facevano i rabbini di Israele. Forse, diciamo, Natanaele poteva essere stato uno di questi. A quella dichiarazione di Gesù, Natanaele, sorpreso dalla conoscenza che Gesù aveva di lui, pieno di gioia, risponde: tu sei il figlio di Israele. E Gesù: perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi, vedrai cose più grandi di queste. E aggiunse:
in verità vi dico, vedrete il cielo che si apre e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Gesù dichiarava con queste parole la sua identità di Figlio di Dio e di Messia del Padre. Ma da Natanaele, quindi l'israelita dal cuore sincero, riconosce Gesù e professa la sua fede nella sua divinità e nella sua messianità e lo testimonierà anche con la sua vita. Anche la nostra fede in Gesù, avere dei problemi, dubbio, potremmo sperimentare anche noi momenti di aridità spirituale. Non è una cosa fuori luogo, però non bisogna allarmarsi. Tutti i santi grandi hanno sperimentato questi momenti difficili della fede. L'importante è una cosa sola: non tradire l'amore, quell'amore che ci ha redento, quel Gesù risorto che ci ha riconciliati con il Padre per sempre. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio e a colui che rende eterna vita donata per amore. Preghiamo insieme, diciamo: Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci. Per il Papa, il nostro Vescovo, i sacerdoti e i loro collaboratori, perché dal loro insegnamento traspaia l'autenticità della fede, preghiamo. Dei martiri, ascoltaci. Per i popoli in via di sviluppo, perché nella rivendicazione dei propri diritti evitino la violenza, seguendo la parola e l'esempio di Cristo e dei martiri, preghiamo. Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci. Per tutti coloro che cercano Dio con cuore sincero, perché il loro cammino sia guidato da cristiani adulti nella fede, capaci di indicare il Cristo Redentore, preghiamo. Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci. Per i cristiani perseguitati, perché sostenuti dal ricordo dei martiri, abbiano la certezza che la loro sofferenza e il loro sangue saranno seme di nuovi cristiani e sorgente di salvezza. Preghiamo. Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci. Per la nostra comunità, perché superata la tentazione di un cristianesimo troppo comodo, riprenda il cammino della conversione che la rende discepola di Cristo, preghiamo. Dio degli apostoli e martiri, ascoltaci. Ti benediciamo, Signore, forza dei martiri, fa che San Bartolomeo abbiamo la fede nostra in Cristo Gesù. Te lo chiediamo per Lui, il nostro Salvatore.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, questo sacrificio di lode nella festa dell'Apostolo San Bartolomeo, per sua intercessione, concedi al popolo cristiano il soccorso della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli dominazioni, insieme proclamiamo la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna all'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, dice, vi rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte alla vita eterna. Sia Beata Maria Vergine, San gli Apostoli, i Martiri, San Bartolomeo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ti rimettiamo i nostri, e non abbandonarci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi da peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, la mia pace, non guardate ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto numero 411. Il mio pastore, nulla mi mancherà. Sei il mio pastore, nulla mi mancherà. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Sei il mio pastore, nulla mi mancherà. Sei il mio pastore, nulla mancherà. Mi rinfranca, mi guida per il mio cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore. Sei il mio pastore, nulla mi mancherà. Sei il mio pastore, nulla mi mancherà. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Sei il mio pastore, nulla ti mancherà. Sei il mio pastore, nulla mi mancherà.
Preghiamo. Il pegno della salvezza eterna che abbiamo ricevuto, Signore, nella festa di San Bartolomeo Apostolo, ci sia di la vita presente e quella futura per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa è finita, andiamo in pace col Signore, diamo grazie a Dio. Buona giornata a tutti. 277. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, una terra e un dolce volto con due segni di violenza, sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare tua vita e il tuo in mano a te. Madonna, Madonna, dolce Figlio, o la Madonna, viva dalle santuose e poi illumina il cammino, se le offri un po' d'amore, se ogni giorno